Questa è Catania che ore sono? 12:16. 12:16 fuori al porto, È bellissimo. a 50 metri, che più o meno sono 50 metri, 60 metri. Una bella rete che va da qua e andranno a chiudere fino alla porta del golfo. Eccoci qua, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria. Questa sera nei panni civili voglio parlarvi di un problema che ho cercato in ogni modo di far presente, di riportare alla ribalta, alla luce di tutti quanti, quello delle reti sottocosta. Un metodo tradizionale usato in tutto il mondo e anche in Italia, un metodo antico, anche i miei nonni erano pescatori e so bene di cosa sto parlando, ed è da lì che ho cercato di fare più ricerche possibili, di documentarmi il più possibile per cercare di cambiare le cose. Cambiare le cose io sicuramente da solo non posso, anche perché io non faccio il politico, non ho facoltà di modificare o di cambiare o di proporre assolutamente niente, ma nel mio piccolo ho cercato di fare dell'informazione che ho cercato di fare in ogni dove, nel mio piccolo, nel mio canale, nelle mie pagine, in tutte le riviste di pesca con le quali ho potuto avere la fortuna di collaborare, una su tutte quest'ultima, che ringrazio tantissimo per aver appunto pubblicato anche su questa rivista Pesca da Terra e tutta la documentazione tramite un'intervista e di tutta la documentazione che ho raccolto nel tempo sulle reti da posta, cosiddette reti sottocosta. Io per l'appunto vorrei precisare una cosa: non è mai stata una campagna a eliminare le reti sottocosta, è stata una campagna semplicemente informativa e per cercare di cambiare le cose. Questo deve essere assolutamente il punto di partenza, perché non voglio assolutamente che passi l'idea che ho cercato di andare contro i pescatori con le reti o con le reti sottocosta o quant'altro. Mio nonno in primis era un pescatore, io abito nella bellissima Santa Margherita, quindi come tanti di voi il mare è sotto casa, il profumo dell'acqua salata è un'abitudine e ci sono cresciuto. Semplicemente ho cercato di trovare un modo, delle informazioni che mi permettessero di fare un'informazione perché quando si sanno le cose si hanno anche i mezzi per poter combattere. Quindi quest'oggi voglio fare un po' un riassunto insieme a voi di tutte le cose che probabilmente c'è da sapere quando si parla di reti sottocosta. Vedo tantissime foto, tantissimi video di tantissimi pescatori sparsi per l'Italia, appunto, che vedono le loro battute rovinate da questi pescatori cosiddetti professionisti che calano le reti a pochi metri da riva. Anche è capitato veramente di vedere reti calate a pochissimi metri da riva e non si è potuto fare niente. La Guardia Costiera fa quel che può, ma è la legge che lo consente. Quindi i miei video nascono e le mie ricerche nascono appunto per poter cercare di dare una voce, dare una proposta di modifica di queste leggi. Quindi adesso andremo a vedere
un pochettino nel dettaglio di cosa stiamo parlando e imparare un pochettino ad avere i mezzi per poterle cambiare le cose. A qualche centinaio di metri da me ovviamente calano le reti. Mi sa che per oggi possiamo smontare. Partiamo un po' dal principio. Il nostro pianeta è ricoperto dal 70% d'acqua, ma è nel sottocosta che si concentra la maggior parte di vita. I pesci di grandi dimensioni si avvicinano in determinati momenti dell'anno per riprodursi, per deporre le uova, e gli stessi avannotti di questi pesci trovano rifugio nel sottocosta, nel sottoriva, negli anfratti rocciosi e quant'altro. È anche un piacere per chi non è pescatore e non conosce esattamente tutte le dinamiche andare magari al mare nel periodo estivo e trovare un ecosistema vivo, tanti crostacei, tante alghe, ma soprattutto tanti pesci che ti vengono incontro. Quindi è ben ricordare quanto sia importante non eliminare alla base questo ecosistema marino che nel sottoriva e nel sottocosta trova un ecosistema, diciamo, delicato di partenza che permette poi lo sviluppo di tutta la catena vivente del mare. Quindi è importantissimo tutelare il sottocosta marino, soprattutto perché è quello dove la vita inizia, parte, i pesci vanno a riprodursi e da lì parte l'ecosistema marino. Quindi è un piacere vedere appunto un ecosistema vivo anche per chi non è pescatore nel periodo estivo, ritrovarsi in una bella spiaggia, una bella scogliera e guardarsi attorno, trovare un ecosistema vivo, tanti pesci che sembrano quasi venirti incontro quando entri in mare, ed è questo che è importante, guardarsi un po' attorno, capire un po' a che cosa si è vicini, che cosa si sta guardando, ed è forse questo anche un po' il difetto dell'essere umano: finché non vede una cosa non capisce che c'è, ma quello che noi non vediamo nel sottoriva non vuol dire che non ci sia. Tantissima è la vita nel sottoriva, nei primi metri di costa, ed è quindi fondamentale preservarlo. Un po' delle leggi che regolamentano appunto le reti sottocosta o le reti da posta, come volete chiamarle. È un decreto abbastanza antiquato, il decreto 1639 del 1968, che indirizza un po' questa pesca tradizionale. È un decreto che appunto è il punto focale del tutto, che andrebbe un po' modificata dopo tanti anni, perché l'uomo va avanti, le cose vanno avanti e anche le leggi devono essere modificate con esse. È un decreto che prevedeva assolutamente l'assenza di distanza da riva, l'assenza della lunghezza minima di queste reti, prevedeva però la segnalazione con delle segnalazioni delle boe gialle, di colore giallo, e delle segnalazioni notturne dello stesso colore. Quindi quando non vediamo nelle nostre battute notturne nessuna segnalazione e ce ne accorgiamo la mattina dopo di tante boette davanti a noi, forse queste persone stanno pescando in maniera illegale, non segnalando le reti. E oltre alla pericolosità che possono recare a noi, che è relativa se non perdere qualche lenza, pensate a che pericolosità possono avere quei bagnanti o le navi in transito. Quindi una legge che non prevedeva né la distanza minima da riva né la lunghezza minima di queste reti, prevedeva una segnalazione, una distanza minima dalle dighe foranee, dalle uscite dei porti di 200 metri, come di 200 metri deve essere la distanza minima dagli sbocchi dei fiumi e delle acque dolci, così chiamate, in mare. Quindi quando vedete fiumi o torrenti che sfociano in mare chiusi completamente dalle reti, lì si incappa in qualcosa che non funziona e non va assolutamente bene. Quando si parla di reti sottocosta mi viene subito in mente: ma che cosa potranno mai pescare questi pescatori sottoriva? Io sono un pescatore amatoriale, ma come tanti di voi,
e so benissimo che non si trovano di certo i tonni o pesci di grandi dimensioni, raramente. Si trovano pesci di grandi dimensioni sotto riva, quindi che cosa potranno mai pescare? Ed è forse anche questo un po' il punto. Se ci fossero magari più controlli a riva, a terra, una volta arrivati a terra. E questo mi fa pensare che tanti di questi pescatori, cosiddetti piccoli professionisti o pescatori che vanno a pescare per un proprio fabbisogno, siano collegati a una filiera un po', chiamiamola illegale, mi potete passare anche il termine, perché se questo pescato, che io non ho mai visto se non in qualche cassetta, il classico forse fritto, classico fritto di paranza, così chiamata in genovese, piccoli pesciolini venissero immediatamente controllati e bloccati, la richiesta sul mercato si azzererebbe, creando anche forse un po' più favore verso chi il pescatore lo fa di professione e paga le tasse sul pescato. Stiamo parlando appunto di pescatori illegali, perché c'è chi pesca appunto per dei validi motivi, collegandosi a valide normative, e chi lo fa illegalmente, magari pescando di frodo in punti specifici e non segnalando assolutamente niente, e di conseguenza magari mettendo anche sul mercato del pescato illegale. Ed è questo anche un po' un grande problema, perché non è solo chi pesca pescato sotto misura ad andare contro la legge, ma lo è anche chi compra. Forse tanti di voi o tanti ristoratori non lo sanno, cioè si affidano semplicemente a un pescatore che pesca un pescato assolutamente freschissimo, senza assolutamente presentare nessuna documentazione, nessuna fattura né niente, nessun controllo sulle misure minime. Ed è qua anche un po' il problema, perché è illegale sia chi vende, ma è illegale sia chi compra. Quindi io faccio un po' presente anche questa cosa, perché magari tanti ristoratori non lo sanno. La multa la prende sia chi ve lo vende, ma la prendete soprattutto anche voi che lo comprate. Purtroppo continuano a essere numerosi in Italia i pescatori illegali che pescano in zone vietate o con apparecchi o attrezzature non conformi o non segnalate, che oltre a recare appunto il danno all'ecosistema marino, arrecano un gran problema alla navigazione, ai bagnanti e anche a chi questa professione la fa legalmente, appunto immettendo illegalmente del pescato sul mercato, quindi un grandissimo doppio, triplo, quadruplo danno. Un dato interessante nelle mie ricerche è stato un dato che paragona praticamente i professionisti ai pescatori amatoriali come posso essere io. L'Unione Europea per il triennio 2017-2020 ha stanziato 6,4 miliardi di euro per la pesca sostenibile dei piccoli pescatori. Il mercato, parlo solo del mercato dei pescatori amatoriali, tra acque interne e mare, muove un mercato di 120 miliardi di euro all'anno. Questo ci fa ben capire come sia un po' differente la situazione di pescatori professionisti aiutati da questi soldi stanziati dall'Unione Europea, che sono dati anche questi che potete trovare tranquillamente su internet, e questi 120 miliardi che ogni anno entrano tra permessi, attrezzature e quant'altro in un mercato che muovono noi pescatori amatoriali, che tutto sommato ne paghiamo semplicemente le conseguenze, non potendo pescare da nessuna parte praticamente in mare, dovendo pagare tesserini in acqua dolce, e quindi una differenza, un ingresso di soldi da parte degli amatori che ritornano in parte ai professionisti. Quindi sembra un po' anche una mezza beffa per noi amatori, che tutto sommato non andiamo a pescare per vivere, ma semplicemente per divertirci, e dobbiamo pagare. Che cosa strana. Eccoci per finire. Penso che le battaglie
devono essere combattute con i mezzi giusti. In questo caso fa tanto l'informazione che continuerò a fare, come ho continuato a fare in questi 2 anni, per far vedere alle persone, per far conoscere alle persone qual è la realtà, quali sono i mezzi che possiamo utilizzare per cambiare le cose, perché le cose devono cambiare, l'umanità si è evoluta e le leggi devono evolversi. Spero che un giorno qualcuno che conti sicuramente più di me possa impugnare questo decreto del 1968, un decreto veramente antiquato, e cambiare le cose, ma soprattutto per tutti noi, per tutelare un ecosistema ormai molto molto delicato. I pesci continuano a essere sempre di meno, un ecosistema che è sempre più sfruttato, sempre più inquinato, e quindi di conseguenza il nostro mare, i nostri fiumi hanno bisogno di noi e di persone che possono cambiare alla base le cose. Quindi la mia unica richiesta, come ho sempre fatto in questi 2 anni, non è tanto eliminare le reti sotto costa, ma poter modificare questa legge così antiquata, e cercare di spostare il più possibile queste reti dalla costa, 200 metri, 250 metri, qualsiasi distanza sia, ma più lontano possibile dalla costa. Continuare assolutamente a denunciare le situazioni di pesca illegale, e vi ho dato, penso, le informazioni utili che potete utilizzare per segnalare le situazioni di pesca illegale e quant'altro. Continuare a segnalare il pescato sotto misura, perché anche lì si parla di pesca illegale, amici, non lo dimentichiamo mai. E spero che un giorno le persone si accorgano che noi pescatori amatoriali non siamo assassini, come veniamo definiti spesso e volentieri, ma siamo le persone che in prima persona vivono il mare, di conseguenza sappiamo bene come funziona un ecosistema marino e quanto può essere delicato. Continuiamo a cercare di modificare le cose, perché prima o poi le cose dovranno cambiare, amici. Io vi saluto tutti, vi abbraccio tutti quanti e speriamo che prima o poi le cose cambino.